Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, torniamo alla F1, tra virgolette, moderna. E so cazzi ragazzi, sotto il diluvio di Melbourne, fatalità di abituarmi alle macchine moderne. Una Renault orrenda, se voglio guadagnarmi la Ferrari, perché può ancora stracciare per contratto, devo fare una bella stagione. A sorpresa pole di Kubica, erano tutti le Super Brown GP, Kubica, BMW, pole position. Noi alla fine finiamo, mamma mia, 17esimi. Male, 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 l'ambizione, speriamo non la... Manco non piove in gara, manco male. E andiamo, raga. Dai, raga, non sfruttare la partenza che sappiamo che possiamo recuperare tanto. Però la Renault è una macchinazza proprio orrenda. Vai, 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 vai. Sovraimpressioni anche nuove, si ritorna nell'era tra virgolette moderna. Attenzione, che partenza! Sappiamo che Melbourne è una delle gare iper favorevoli per il Kuma negli anni d'oro. Siamo già quinti e Glock davanti. Andiamo con la pioggia, senza pioggia. Se la teniamo meglio la macchina, tanta fatica in qualifica. Fourth position, you're in fourth position. Devo abituarmi anche con i duelli. Perché con la F1 anni 90 e 80 è molto diversa da queste. C'è da dire che sta mod qua è la prima di questa, che sapete che va dal 98 al 2022, che mi chiede se volevo la fisica reale o arcade. Io chiaramente ho scelto la fisica reale. Chiaramente sta Renault, oltre ad essere lenta e ingovernabile, non è neanche molto affidabile, quindi speriamo bene. Sfruttiamo Melbourne, speriamo di fare punti irridati. Devo abituarmi insieme a voi a tornare nell'epoca moderna. Ci sarà un anno moderno, 2 retro. La Glock ci prova il culo, Fernando Cume chiude. Le Brown GP hanno date come prima e seconda, invece non sono. Cioè, Barrichello è secondo, ma addirittura Battone dietro. Giro record per veneziano, incredibile. Madonna! I tempi di frenata sono leggermente diversi. Se voglio guadagnarmi la Ferrari che vuole tornare con il Cume. Niente, non la tengo, scusa Seb. Scusami Seb. Devo frenare 2 ore prima. Chiedo bene, lasciatemi almeno una gara di bonus per tornare un attimo in condizione. Vediamo che Pippo Massa è campione del mondo in carica. Non sono previste penalità, però il prossimo contatto anche minimo 3 gare. Con partenza all'ultimo posto, questa è la direzione gara. Quindi già severissimi, cazzo. Attenzione, Barrichello ci prova. Mamma mia raga, una Renault non facile, però Kubica mi sta rallentando. Barrichello. Attenzione, Barrichello ci riprova. Comunque c'è ancora Fasse, no, Fasse, qua se ne va. Mamma mia. Attenzione. Yellow flag, yellow flag. Siamo contro Roberto. Fernando Cume contro Roberto. Tanto solo un testa a coda. Mamma mia, subito comunque un Cume competitivo nonostante la macchina batta un quarto, le Brown stanno arrivando. Brown sulla carta, soprattutto nella prima parte devastanti, questo diffusore che ha tanto fatto discutere in pre-season. Vedremo.
Yellow flag. Sempre testa a coda, però non ci sono ritiri per il momento. Devo capire se ho margine, devo che mettermi bene coi duelli, perché qua non siamo con le auto degli anni 80-90. Però sembra averne di più di Roberto. Barrichello se ne sta andando. Attenzione il Cume contro Roberto, Roberto versus Cume. Okay, good Barrichello pace. vola Carry adesso, on with the job you're doing. Second place. You're in second place. Mamma mia, grande Cume. Mi dispiace per Seb. Comunque nuove sovraimpressioni LG molto belle. La Formula 1 sta entrando nella nuova era. Deve sfruttare, diciamo, le gare favorevoli. Questa non è, infatti si vede che con la Renault fare questi risultati non è semplice, ma voglio la Ferrari il prossimo anno. Voglio il contratto dal 2010 al 2013 in Ferrari, ma devo fare una bella stagione. Sicuramente anche l'abitudine con le macchine vecchie mi dà la possibilità di guidare meglio, secondo me, con queste. Vedremo. Non siamo neanche a metà gara. Sto guadagnando su Barrichello qualcosina, eh? Il ritmo c'è. Vai, vola, Cuba, vola. Verso l'Eternity. Fastest di Alonso, ragazzi. Fastest lap of the race so far. Fernando Cume alla grande. Dobbiamo solo sperare che la macchina mi tenga botta. Devi riscattare la peggior stagione della storia, perché l'altro anno ha fatto la peggior stagione dal 2008. Mamma mia, che duello con Barrichello. Tanto ce ne stiamo andando entrambe. Kubica è molto dietro adesso. Qua perdo da Barrichello, è dura, è dura. I LeBron volano. Dai, fiori, dai. Ancora giro record, mamma mia. Come sto girando adesso, però. Mi ha fatto bene fare l'F1 anni 80-90. Siamo a metà gara. Sarebbe bello cominciare con una vittoria. La grande sfida con queste bronzi più strane, con questo diffusore che fa tanto discutere. C'è tensione, Beppe, c'è molta tensione. Ai, mamma mia. È dura superare, sono velocissime le LeBron, mamma mia. Sono veramente missili. Però i fastest ce li ho io, perché
Non sono tanto più veloce, questo avrà fatto un gran giro. Vediamo se faccio un altro fastest sotto il 30. No. No, non è neanche fastest in realtà, però mi sono avvicinato moltissimo. No? Mamma mia, questo è il problema delle Renault. Che hanno dei momenti che sono ingovernabili. Button terzo, ragazzi, mamma mia, LeBron GP. Mamma LeBron. Mamma mia, giacche mondiale tiratissimo. Attento. Battone a 6 e 7. Questo è buono, però fanno una velocità devastante. Esco bene per entrazione. Mamma mia che duello. Vabbè però. Dai. Just 3 laps to go now. 3 laps. You're leading the pack. P1. E siamo primi, ragazzi, incredibile. Mamma mia che gara. Attenzione, ci riprova subito Mamma mia, come mi ha sverniciato Barrichello. Ricordiamo che ha vinto il mondiale col mio errore all'ultima curva, ricordiamolo, che a Suzuka tanti anni fa. Incredibile, che cacchio, sono stato prima 2 curve neanche. E Button sta arrivando anche. Dai, come che non è impossibile. Grande gara nella seconda parte, stiamo guidando molto puliti. Scodatissima qua. Ragazzi, hanno una velocità LeBron però. Non ci credo. You've dropped down into P2. Try and take first back. Push for the win. Non ci credo. Mi ho Button dietro il culo. Porca miseria. L'ho stracciata un po' troppo. C'è anche il secondo posto a rischio. Two laps. Peccato. Yellow flag ma non è Barrichello. Yellow flag ma non è Barrichello. Mamma mia. Su concentration please. Peccato. Potevo assolutamente vincerla e se rischio anche il secondo posto. Inizia l'ultimo giro. This is your final lap. Final lap of the race.
Aiuto. Sono a posto. Va anche bene per il testacoda che ho fatto, avevo paura di perdere tutto. Ha ripreso un po' di margine da Jensen. Nessun ritiro finora. Incredibile. Attenzione che Button non molla. Il signor Jensen non molla. Al secondo posto che ci teniamo stretto, dai. Va a vincere Barrichello. Ma per noi un secondo posto pesante. Va bene, va bene, va bene. Bronson più forti, ma noi ci siamo. Yes! Blowjob, Cuba, blowjob. Ok. Pole position per Button, ragazzi, con sta macchina le qualifiche sono impossibili. Siamo arrivati quinto perché cazzo? Noi 13esimi. Ferrari disastrose. Male male male. No in qualifica con sta macchina proprio. Sarà durissima. Vediamo. Non è prevista pioggia. Manco male. Godo. Proviamoci, raga. Sicuramente possiamo fare molto meglio in gara con questa macchina. Qualifica per il momento zero assoluto. Clutch out, we're green. Go, 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 go. P12, we have P12. We're 8th place. P7 now. P. You have. You're down to P6, P6. You have Anche la Malaysia è una gara P5. abbastanza favorevole. Mamma mia. 4th position, you're in 4th position. Sono già duelli, sono già duelli. You've moved up to P3. Molto bene, però Fiore GP e Sport sono già in fuga. E che io certe curve non riesco a prendere in pieno con sta macchina, quello è il vero problema. Jenson è già in fuga, raga. E anche Barrichello. Mamma mia, con il nuovo sistema di punti, però dai, 8 vanno a punti, ragazzi, da quest'anno. C'è poca differenza tra il vincitore, 10-8 sempre, quindi cerchiamo di piazzarci in questa prima parte del mondiale, poi caleranno le bronze secondo me. Cerchiamo di fare il massimo, ovviamente macchina permettendo, perché sta Renault non è che è molto affidabile in realtà. Dai ragazzi, dai. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. No, cioè, a questo ritmo sono imprendibili. Mamma mia ragazzi, che missili. Male che non abbiamo beccato la pioggia, va. Yellow flag, yellow flag. Ma solo testa a coda. Attenzione, Webber è vicinissimo, Red Bull sono migliorate tantissimo, eh.
Mamma mia, Webber è attaccato. Comunque Barrichello ha già più punti dell'anno scorso e Button ha già gli stessi punti dell'anno scorso, dopo una gara, incredibile. Mamma mia, come gira Button. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Brown GP che fanno il vuoto. Mamma mia, Marcolino Webber. C'è una macchina di merda, detta proprio in inglese, in francese, in polacco anche. Ai box sottile si vede per l'incidente. Brutto errore. You've moved Bravo down the order Webber. into P4. That's Bravo P4. Marco, bravo Marco. Fernando Cume si ributta. You've moved down the order into P4. That's P4. No pass, no pass. C'è niente da fare, c'è il classico no pass. Perdiamo anche il podio. Dobbiamo fare una bella stagione, questo è l'obiettivo. Per non perdere il secondo treno Ferrari. Guarda come mi ha chiuso 2 volte. Webber si può superare Red Bull, non sono ancora al top. Prova all'esterno, grandissimo qua il Cume. You've moved up to P3. Che devo fare? Mamma mia, che quanto ho You've moved down ritardato the la order into frenata. P4. That's P4. You've moved up to P3. Giro veloce di Glock, signori. Dov'è Glock? Dov'è Glock? Peccato, dove sono le bro? Vabbè. Brown GP devastanti. Ci sono le curve che non riesco a prendere bene con sta macchina. Guarda che mi tamponano, incredibile. You've moved down. You're down to P6. P6. Incredibile. Webber mi butta fuori, vabbè. You've Lasciamo fallen into perdere, P7. guarda, lasciamo You're in perdere. P7. Grazie Webber. Mi ha ridato io che ho colpito Vettel. Vabbè, lasciamo perdere. Giramento di coglioni al top. Incredibile. Vai, pazienza. Ci sta, ogni tanto lo faccio io, ogni tanto possono farlo gli altri. No, testa ancora, ho perso la testa. We've dropped. You've fallen into P13. Perde la P13. testa Alonso. Fernando Cume. Vabbè. Sì, comunque è una macchina di me. Guarda, non la tengo più. Peccato perché il podio poteva essere la mia portata. Attenzione, incidenti. You're in P11. You've taken P11. Più macchine coinvolte. We've dropped down into P12. You're in P11. You've taken P11. Heidefeld, primo ritiro Nick Heidefeld. Primo ritiro Nick della stagione.
Attenzione, va lungo, madonna. Errore di Buemi. Speriamo che vanno a punti le prime 8, quindi possiamo ancora farcela. Ecco, una macchina che è veramente un catorcio, mamma mia. Batto un barrichello a dominare la scena. Ste Brown però, o Brown, lasciavo la scelta, non convincono. Sti diffusori non convincono. Attenzione, va lungo Buemi. We're in 10th position. Godo. Yellow flag, mamma mia. Hamilton e Piquet. 8th place. You're in 8th place. Ora Hamilton in una crisi nera comunque, Gigi. In quella curva vittima è ogni giro, cazzo. Siamo tornati in zona punti, ma è proprio l'ultima. Aiuto. Avevo Webber davanti che ci ha tamponato. Maledetto Mark. E dopo io qua ho fatto un errore però imperdonabile. Tante sbavature del venezianone. Nakajima è terzo, sì. No, proprio passo, no. Ah, brutto errore. Mamma mia che schifo che sto facendo. Male oggi. Male qui a Sepang. We're down to 9th. Riperdo la zona punti, Dio santissimo. Mamma mia che cesso. Macchina inguardabile. Inguidabile, inguardabile, ingovernabile, tutte proprio. Dai, almeno Buemi, riprendiamocelo, cazzo. Ah, male. Just 3 laps to go now. 3 laps. È veramente difficile la carriera comendiana. Malissimo che Massa, campione del mondo. Le Ferrari quest'anno hanno fatto una macchina veramente orrenda. You've dropped into P10. Io You've dropped to 11th place. You're in P11. Ragazzi, un disastro annunciato oggi. You've fallen into P10. You're in P11. You've taken P11.
Macchina disastrosa. Non riesco proprio a guidarla. È una gara che amo perché Sepang, insomma, è una gara che è stata con alti e bassi, per carità, però. Questa è la situa, raga. Questa è la situa. Inizia l'ultimo giro? No, ne mancano forse 2 laps Two left. laps. Next time by will be your final lap. gara veramente pessima Sepang. Il talentissimo 4 volte campione sta vivendo un periodo veramente nero. E anche Alonso ovviamente non se la passa benissimo. Penultimo rettilineo. Tanto vince la grande Button. Bronzi devastanti. Inizio di mondiale strepitoso. Iniziano l'ultimo giro. Per noi un disastro. This is your final lap. Final lap of the of the race. Dopo un buon debutto a Sepang. Malissimo sotto tutti i fronti. Dobbiamo lavorare tanto se vogliamo fare una stagione degna. Anche Hamilton male proprio. Il campione del mondo massa. Hamilton, Kuma, tutti malissimo. Vince Button, stravince, domina. Per noi neanche un punticino. Vabbè, è andata così. Prime 2 gare, una buona, una da dimenticare. Ci rivediamo per le classifiche dopo 2 gare. Finiamo 11esimi, fuori da tutto.